Non dobbiamo rispondere nulla e non rispondo nulla da Campora, noi pensiamo ai fatti e non alle parole. La Lega torna ai gazebo e Treviso sceglie via Roma, la zona rossa al centro della spaccatura, quella più recente almeno, in seno alla maggioranza di Cassugana. Posizionarsi qui ha un duplice significato, spiega il capogruppo Schiavon. Politico per evidenziare che la Lega è presente sul territorio ai fini della sicurezza, per dare supporto anche alla zona rossa, amministrativo anche per far vedere tutti i lavori, tutto il rifacimento del quadrante, compresa la stazione, che stanno avvenendo da adesso al prossimo anno. Da Fratelli d'Italia solo chiacchiere, dice in buona sintesi Schiavon. Prima Alberto Ciamini, poi Davide Acampora hanno chiesto di ampliare lo spazio sorvegliato speciale e di modificare la definizione di zona rossa, foriera a quanto pare di equivoci, in zona urbana ad alta sorveglianza. Il sindaco Conte non ha gradito e l'ha detto sonoramente: qualcuno è a caccia di voti. Io ho ricevuto da parte del sindaco Conte dei rimproveri che sinceramente non comprendo. Ho ricevuto critiche dal punto di vista che io cerco voti, ma non è che cerco voti, io parlo con la gente e con i commercianti e quello che ho detto è quello che mi hanno chiesto loro di fare. Quando io vedo che ci sono troppi interlocutori all'interno di un movimento politico, mi domando se c'è una difformità di vedute, perché noi parliamo col capogruppo, eventualmente gli organi politici parlano con i segretari, i presidenti, ognuno ha i propri, o i coordinatori, però che un consigliere esca su temi del genere probabilmente deve capirsi all'interno del proprio partito. Forse le regionali stanno arrivando e ognuno cerca di prendere uno spazio proprio. Conte cerca di andare oltre, ma ribadisce di fatto la linea della severità. Per me la polemica è chiusa, anzi non doveva nemmeno mai iniziare, e lavoriamo per il bene dei cittadini, per la sicurezza della nostra comunità, senza ulteriori divisioni, senza ulteriori provocazioni, perché non servono a nessuno e la gente francamente non le capisce e non le gradisce. Di contro, la Lega non intende farsi scippare dai meloniani un cavallo di battaglia come la sicurezza, e in Consiglio sarà a breve presentata un'interrogazione per rispolverare il progetto del controllo di vicinato e non solo. È fondamentale poi che a livello governativo il nostro sindaco sproni il ministro Nordio a far sì che quella famosa certezza della pena che tanti cittadini non sentano possa essere più sentita, quindi cambiare un po' l'orientamento normativo e far sì che ci sia veramente la certezza della pena.